l'università e tutto quello che è la mobilità e portare quello che sono le nostre idee, le nostre competenze. Noi appunto siamo un network di professionisti, crediamo nel lavoro di squadra, crediamo che con noi, io faccio parte del consiglio, io sono siciliano, rappresento i non sardi nel circolo, per cui mi è venuto facile questa giornata grazie ai colleghi che mi hanno supportato, perché altrimenti sarebbe stato impossibile, mesi ci ha comportato questa organizzazione. E non è facile l'impegno che ci è voluto perché questa cosa diventasse realtà. Mi sono impegnato a quantificare come attività sociale, io parlo di militante, quindi io mi muovo all'interno di un borgo che, come vedete, dicevo, il borgo Campionato nasce nella seconda metà dell'Ottocento, attualmente conta 5.500 abitanti. E per il resto sono tutte casette basse di Corso Svizzera e via Nicola Fabrizi, sono 3 assi commerciali che sono collegati. Noi non avevamo qualità architettoniche, per cui chiamiamo l'arte ad aiutarci. Sì, intanto è un onore essere in questo contesto, insomma, dopo questa presentazione, diciamo, impossibile, come dire, una possibile futuro per questo quartiere. Quello che farò oggi è fare il nostro punto di partenza nel mondo e purtroppo oltre a avere il ruolo di creare l'attività economica che più crea impatto, e questo è, diciamo, un elemento che per noi è la di questo aspetto, e quindi cercare di ridurre l'impatto dall'edilizia stessa, cioè partiamo da diciamo, naturali, quindi non diciamo, dalle sintesi del petrolio, ma nascono dalle risorse, quelle diciamo, che possiamo materialmente trarre dalla natura in maniera rinnovabile. Questo si è sviluppato diciamo, la genesi dei nostri materiali, il motivo per cui nascono, immaginate che tutti i prodotti che facciamo hanno una loro storia, non nascono, finiscono, ma nascono e si evolvono. Il modo più profondo per andare a vedere gli esiti che la nostra attività produce sull'ambiente. Diciamo, non è il primo per ordine, ma insomma il primo prodotto di cui vi parlo è un prodotto che deriva da una cottura, mentre noi abbiamo scelto in Sardegna di... Allora l'innovazione sta proprio in questo che vi ho detto, quindi la scelta di un legante vegetale, la scelta di non mantenendone quindi un'elevata capacità termica, perché quando noi andiamo a espandere il sughero perdiamo la capacità termica. Quindi abbiamo scelto di fare un prodotto crudo, come altri prodotti che poi vedremo dopo. 0,34 ci consente di avvicinarci, quindi non 44, ci consente di avvicinarci a... E quando noi andiamo verso perde un po' di ruolo. Prego. Lo stratigrafico delle coperture in cantiere abbiamo la possibilità di avere dei pannelli già pronti che utilizzano un metodo per ambienti commerciali che non hanno bisogno che non devono essere isolati in maniera importante, fino di colori, e sono fatti di colori che non hanno metalli pesanti, sono fatti di colori che non hanno fiamme organiche volatili, abbinati a delle calci che noi andiamo a ottenere spegnendo dei fici che non possiamo rimuovere fino a interventi su calci. Sono grasselli di calce che ci consentono con delle lavorazioni un pochino più raffinate di ottenere delle superfici impermeabili e stringere il più possibile, però darvi un'idea. Poi trovate i siti, trovate di contatto chiaro. Sì, grazie. Grazie. Parliamo di materia a chilometri zero. Grazie. Ah no, ma ha caricato poco. Quindi cioè che è quella di dire che lo senso non finisce, però riprendo per vedere docente di psicologia del lavoro, anzi è stata la fondatrice e degli operai. Insomma, questo circolo si chiamava circolo, ma
è nata di emancipazione e di maturazione attraverso la cittadinanza attiva. Noi siamo e che impresa nella provincia più povera d'Europa, nel Sulcis Eglesiente. Adorno, naturalmente devo ringraziare quelli che assieme a noi hanno lavorato a questo. Stare per lavoro a Milano. Il circolo, questa associazione qui rappresenta molto bene quella che è l'associazione dei sardi in Italia. E lavorato tantissimo Francesco Adorno, scusa, Maurizio Fanari e tutto il borgo. Cavaliere del lavoro. Della Repubblica, scusa. Quindi come tanti sardi che si spostano e che lavorano seriamente, ci abbiamo a fianco noi su questi temi. Quindi vi aspettiamo in Piazza Castello, angolo via Roma, per sport. Il moderatore è scappato. Quindi, vi ringrazio per questa iniziativa così preziosa. Ieri c'è stata la prima giornata di progettazione degli architetti e vi dico che, non per piaggeria, ma io partecipo a dell'architettura, a tutto ciò che è la coesione sociale, lo sguardo dei bambini e delle bambine sulla città, e fare di tutto questo architettura, progettisti commossi. Credo che arrivare a esprimere di una vivibilità sia anche fare innovazione, perché innovazione è esperienza che si ha, e quindi quello che noi in sardo chiamiamo Saggiudo d'Orrao, no? Esperienza a Guspini, dove sono arrivata grazie all'amore quasi 35 anni fa, e dove ho avuto la fortuna con un'educazione che è quella della famiglia ma anche del vicino di casa, e dove i cortili delle nostre case erano, ma quando escono i bambini da scuola, e casa nostra è a 50 metri dalla scuola elementare, non si può chiedere al comune di realizzare un giardino, perché poi l'industria è l'industria in società della famiglia Cravolu, imprese della Sardegna, e oggi non posso citarle tutte perché sarebbe troppo lungo, però abbiamo creato doppioni. Uno sa fare una cosa, bene, un altro sa fare un'altra cosa, li uniamo e facciamo in mente non è importante il talento personale, è importante lo scambio. E abbiamo voluto che fosse questo momento di festeggiamento. Abbiamo scelto i sardi perché questo è l'altro pezzo di Sardegna importante, e quindi oggi noi inauguriamo il nostro tour di presentazione dei 100 biomateriali che sono nati Zero Architettura di Pace. Sono nati più di 100 biomateriali, ma 100 diciamo ci piace, come ho spiegato in modo tecnico ieri dagli ingegneri presenti, giusto per darvi qualche idea di quello che... Ecco perché noi ci siamo dati un disciplinare, quindi nelle filiere di zero, quelle dei 100 biomaterie prime. È chiaro che usando sottolavorazioni, che sarebbero chiaramente un problema per altri, coltivare i materiali di cui abbiamo bisogno, sì, sarebbero vegetali, non avrebbero ad un pensiero che è molto più affine a quello del cibo. Oggi il cuoco che usa il pomodoro non può dire uso un pomodoro, deve dire molte cose di quel pomodoro, oltre chiaramente poi a usarlo bene, esattamente come un studio che faccio, però mi sto impegnando anche in modo tecnico con la mia regione, sul mio assessorato al lavoro, ho fatto così, chiaramente un strumento facoltativo, e dove ci stiamo impegnando per rendere di ogni materiale la storia e la geografia, deve avere chiaramente delle schede. L'altra cosa molto e c'è oggi il mercato circolare, che è la prima in Italia, nasce qui per i consumatori, dove uno può vedere immediatamente queste storie, queste geografie in tempo reale. Chiaramente uno strumento che è un po' si sta finanziando, abbiamo una collaborazione molto stretta, e quindi sarà forse il primo strumento in Europa di questo tipo così evoluto, in cui nasce questo strumento. Non vi dico, prima che qualcuno mi ha chiesto qual è la prossima innovazione, ed è basata sulla multiculturalità, sui saperi di tante persone. Ho la luce che mi viene addosso. Bene, innanzitutto molto complesso, e che
ci riguarda. Io faccio solo 3 considerazioni naturali. Oggi viene presentato appunto il progetto Campidoglio. Io non sono l'urbanistica, non sono lo sviluppo, mi occupo di temi sociali, tra l'altro non a caso poi ci torno, quando ha parlato Daniela io voglio sentire anche quello che è un po' un sentire comune. Quindi le mie deleghe sono il fatto che anche le progettazioni edilizie e quindi anche quelle che poi sono di quelli che sono gli aspetti sociali, di quella che può essere una non creazione di gameplay. E quindi avere invece la possibilità di andare in controtendenza, che poi è una controtendenza, però emerge invece che porta poi appunto a strumentalità che poi sono quelle del non provare per l'appunto, e che anche in un ambito che per alcuni aspetti è lontano da ciò che vada al di là della binarietà che insomma sembra essere prevalente in questo momento. Riconosciuta nelle liste della Zanella, è un architetto prestato al restauro ligneo e privati, lo spazio pubblico, l'utilizzo misto di questi luoghi, no? L'accoglienza, cioè se una persona ospite. Io faccio tutto io, e quindi bisogna ricominciare, bisogna montare un palcoscenico, diciamo, sufficientemente adeguato. L'architetto Stefania Ganza. Il nostro obiettivo è stato detto tante volte, però quindi ha proprio una dimensione molto piccola, molto come un piccolo borgo di campagna quasi, sta bene, quindi migliorare la qualità della vita degli abitanti, quindi non è importante il progetto che vogliamo realizzare, ma l'obiettivo... Parlare di economia circolare è giusto capire che cos'è economia circolare, perché la possiamo vedere, visualizzare un attimo, e prevede che io prendo le risorse, le trasformo e queste risorse sono destinate a diventare valore. Quindi questo è il primo principio fondamentale. Il secondo scarto è provare a utilizzare, basata diciamo, sull'elemento naturale, quindi energia rinnovabile o materiale. Poi il terzo principio importante è l'estensione della vita del prodotto, fare in modo che il mio prodotto duri più a lungo, ma ancora, si ricordava prima, il recoup, quindi il riuso, l'usato, ma anche il massimo beneficio possibile per me come singolo. Questo si studia nei libri di economia. Questa app è il frutto di un progetto di ricerca che ha visto diversi di noi impegnati anche con il dirige la massimizzazione del profitto. E in questo spettacolo poi raccontiamo il dramma della plastica negli oceani. Oggi pomeriggio abbiamo invitato anche Daniela a venire a parlare a questo incontro, dove parleremo della filiera circolare. Non provocazione ma sollecitazione sul fatto quello che si diceva prima Francesco. C'è una categoria importante che l'economia circolare porta avanti, che è il tema della valore allo scarto, dandogli un valore in più, quindi un qualcosa ancora diverso dal riciclo, a volte in inglese tutti i materiali, a parte il vetro e l'alluminio, ma in specifiche condizioni, la plastica, la carta, la lana, che io invece faccio un processo trasformativo, ma insieme al processo trasformativo c'è un forte elemento ideativo, di addirittura più valore, ma forse anche cambiando funzione per cui era nato. Quindi il classico esempio sono gli scarti, il valore. E quindi così mi piaceva anche lavorare e ragionare sui termini di diversi campi disciplinari per poter parlare. Io ho fatto degli studi di architettura, anche io siamo in tanti architetti qua, veramente. Se un'inflazione significa una certa sensibilità verso tutto il mondo qui vicino, per parlare un po' della storia dell'immobile, e ho chiesto ai mobili che avevano in casa. Nessuno sapeva nulla, non esiste una storiografia legata, ci sono stati dei protagonisti, le volte, le botteghe, e la gente oggi non guarda lavorate del legno, le guarda soltanto dalla parte esterna. Le vedono. Ho presentato, sono una restauratrice, una artigiana, e ho scelto, vi accoglierò perché a fronte di tutti i vostri interventi che ritengo assolutamente interessanti, vadano con la dottoressa Daniela. Io ho scelto di trasferire la mia attività qua in borgo, in zona centrale. Cercavo una realtà laboratoriale diversa, nel senso che volevo ripetere
E sono partita da un borgo che si è trasformato in qualcosa di borgo artigianale. Ho scelto di venire qui, di trasferire l'attività, l'ho scelto per un motivo prettamente di dimensione di borgo, che dal punto di vista professionale architettonico, no? di contesto urbanistico. Perché abbiamo scelto uno spazio consono con una superficie che ci permettesse, arrivano da fuori che scoprono il borgo così come un pochino l'abbiamo scoperto noi e riconoscono delle... Siamo pazzi ad andare avanti in questa direzione, non abbiamo linee industriali, ci sono delle imprese che detto tanta tra zona di Fabignoni e San Gavino per un totale di 500. Qual è la difficoltà talvolta? Come ti vede l'amministrazione pubblica? Se tu nominato i premi, ma deve essere eccellenza, cioè tradotto essere normali, non essere antico, è un costo, nel senso che si dimenticano che 500 persone con la tenacia e con la sua bravura ha ribaltato, anche se ovviamente una bravura diciamo è uno dei nani in termini economici ed è di fatto vero, perché abbiamo delle piccole realtà quanto di forze esterne o di industrie del lavoro molto astuti che sono passati anche per le nostre isole e hanno lasciato perché buone alleanze. Ora uno era Giovanni Antonio Sanna e noi dobbiamo chiaramente perché ha pensato di portare la DSL alla Riguarda, no? E l'industria loro si trovano 850 metri sul velo del mare, uno si chiede ma perché mai? Però è veramente difficile da raggiungere. È nato perché c'era stata un'idea formidabile, cioè capite bene dove siamo arrivati, cioè, loro poi la loro fa potenti di attrazione. Poi è chiaro che la dinamica alla quale siamo come dire innamorati dell'idea di sviluppare la lana era sostanzialmente il sogno, far costruire un business che ci consentisse di trovare, di non investire e di non finire in mano alle banche per costruire Santa Gramsci. E nel frattempo voi dovete sgomberare perché lui dovete farà passeggiare per il quartiere e vi illustrerà le opere del MAU, il Museo di Arte Urbana. Che stanno giocando a fare la guerra in mezzo ai te, portate come antidoto al malessere annunciando. Ma per fortuna che stanotte, la notte passate, noi resteremo qua e finché si deus querete esos carabineris dormiti, esos carabineris dormiti da quest'anno che stanno giocando a far la guerra in mezzo ai fenicotteri, che c'era da difendere, non è superfluo, ma per fortuna che stanotte la notte passerà, noi resteremo qua e finché il mare non ci inghiotta si deus querete esos carabineris dormiti. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile, c'è anche gli alberi e fra il corbezzolo ed il mirto, ma per fortuna che stanotte la notte passerà qua e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo. Noi siamo arrobatici, viviamo di entusiasmo al mondo, un Dio degli specifici. Ma
abbiamo un cuore profondo e cuori pregare, la notte passerà finché il mare non ci inghiotte, noi resteremo qua e sos carabinieri se dormite si chiede Casugado, corre, correte, cambiare, vamos a su parlare, e la Sasabene, pica Casugado, corre, correte, cambiare, può parlare su Luis, e Filomena, e può parlare con me. Comunque c'era un whisky birra Johnny Cola che chiedevano. Su Barone Saudista, continuo tu sadia che su Vadei si porti una cazzosa, si porti una cazzosa, su Conte, su Barone, in Brigau, e ci oppure pane spure viva re, su Conte, su Barone, Saudia che su Vadei va. Scusi, si porti una cazzosa, vogliamo consumare, si vuole andare che scali in carena, e io le lascio stare, quella è la mia. Scusi, si porti una cazzosa. Settimana non avevano risposto. Anche se adesso a Milano. Ma no, Che basta, Lavinia ne fa 9 anni, non l'avevamo l'abbiamo presa nel 91. Allora ragazzi, com'è stata oggi? Che bella! La mia figlietta. Una brutta speciale. E piano Sì, c'è. Questa è la preparazione della situazione Tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri a te. No, uno, ho messo uno perché inizia la tua vita da oggi. Quando aveva fatto 90 anni ha detto grazie. No, adesso c'ho bisogno di partire. No, potevo mettere banalmente. No, ma nota una cosa, nota che cosa c'è la granella Sicilia vicino a casa dei abitavamo prima che sono siciliani. Non sapevo che ti piacesse il pistacchio. Noi volendo anche neanche lo troviamo. Ci faccio il video, grazie.